Bentrovati all'Almanacco. Oggi è giovedì 28 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.40. La luna si leva alle 16.13 e cala alle 3.35. Oggi la chiesa celebra Sant'Emilio. Il nome Emilio ha radici latine e il suo significato richiama la gentilezza, appunto vuol dire cortese o garbato, ma anche rivale o competitore, a seconda delle interpretazioni etimologiche. Oggi, 28 maggio, si celebra la Giornata Mondiale del Gioco. Istituita nel 1997 per iniziativa dell'International Toy Library Association e riconosciuta dall'ONU, questa giornata serve a riaffermare un principio fondamentale. Il gioco è un diritto vitale per ogni bambino. Celebrata in oltre 40 paesi, ci ricorda che giocare non è solo divertimento, ma è lo strumento principale con cui i piccoli scoprono il mondo e se stessi. Compie oggi 81 anni Patch Adams, il medico statunitense che ha rivoluzionato l'approccio alla cura attraverso la clown terapia. Credendo fermamente che il buon umore sia una medicina potente, Adams continua a riportare sorrisi negli ospedali e negli orfanotrofi di tutto il mondo. La sua storia è stata immortalata nel grande schermo dall'indimenticabile Robin Williams. Auguri alla pop star australiana Kylie Minogue, che festeggia 58 anni. Con una carriera che attraversa 4 decenni, Kylie è una vera icona della musica globale. Dal successo travolgente con Can't Get You Off My Head del 2001 alle sue recenti hit, resta una delle artiste più amate e trasformiste della scena pop. Infine, Eleonora Casalegno compie oggi 50 anni. La conduttrice ed ex modella raggiunge il traguardo del mezzo secolo. Dal debutto a Pressing accanto a Raimondo Vianello fino ai ruoli di inviata e opinionista nei reality più seguiti, Eleonora si conferma un volto elegante e spigliato della nostra televisione. Il 28 maggio del 1974, una data che ha segnato una ferita profonda della storia d'Italia. Durante una manifestazione antifascista a Brescia, in Piazza della Loggia, una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti esplode alle 10:12. L'attentato provocò 8 morti e oltre 100 feriti. Dopo decenni di indagini e depistaggi, la giustizia ha finalmente identificato i colpevoli di quella che resta una delle pagine più buie degli anni di piombo. Senza i satelliti la nostra vita sarebbe ferma. La fisica ci permette infatti di mantenere in orbita migliaia di satelliti con compiti specifici. Alcuni gestiscono le connessioni telefoniche, altri monitorano il clima fornendoci previsioni precise, altri ancora trasmettono il segnale TV che arriva nelle nostre case. Ogni volta che usate infatti il navigatore o guardate il meteo, ricordate che sopra la vostra testa c'è un capolavoro di ingegneria che sta lavorando per voi. Buongiorno ai 12, oggi una conturbante luna in Scorpione sembra muovere ed agitare i sentimenti di tutto lo zodiaco. Vediamo cosa accade a Ariete. Con la luna in Scorpione e Venere in Cancro sicuramente vi sentite molto più romantici, ma ancora non perfettamente connessi, o meglio come vorreste, con i sentimenti, proprio perché il lavoro vi obera un po'. Date priorità a tutto il resto. Del resto il vostro pianeta Marte si è trasferito in Toro, che è un regno molto più godereccio e molto più edonistico. Toro, il vostro cielo è attraversato dal rosso pianeta di fuoco che forma dei bellissimi aspetti con Venere, quindi l'amore è assicurato. Plutone però tende un po' a schiacciarvi di impegni e anche di pensieri, a volte forse qualche dubbio. La vostra evoluzione oggi sarà proprio segnata da un Mercurio, un Urano e un Sole che cambieranno un po' le carte in tavola e vi faranno rendere conto che le vostre risorse sono decisamente più ampie di quello che pensate, gemelli. Il vostro cielo oggi parla con un Mercurio molto generoso di comunicazione, sia con la Luna per la prima parte della giornata, ma anche con una serie di faccende che riguardano il regno dell'Acquario, grazie a Urano e al Sole. Oggi un colpo di genio, una notizia, una curiosità vi chiarirà un po' le idee su qualcosa che avete lasciato alle spalle nel tempo. Se vi serve avrete delle spiegazioni. Cancro, ottimo cielo zodiacale con questa Venere e questo Giove che tendono a rincorrersi e a iniziare una congiunzione. Non è tutto ancora perfetto perché la quadratura di Saturno su Venere
e i rapporti un pochino complicati che ha avuto Giove con la Luna, oggi lasciano presupporre un miglioramento che riguarda proprio Venere, l'amore e poi anche Giove magnificando i sentimenti e dandovi delle belle rassicurazioni affettive. Leone, per voi oggi è una giornata un po' complessa, la quadratura di Marte al vostro cielo e in più anche la Luna in Scorpione, che non scherza sicuramente, stanno un po' confondendovi i sentimenti. Per quello che riguarda il pratico, invece, nel lavoro avanzate sempre più splendidamente e soddisfazione dopo soddisfazione vi renderete conto che in questi ultimi 2 anni avete costruito veramente bene. Vergine, per voi oggi è una giornata segnata da un bellissimo appoggio marziano. La Vergine è sempre molto compassata, molto educata, ma Marte serve proprio a dare a quell'eleganza formale anche una vis che sarà particolarmente importante oggi in termini lavorativi e professionali, mentre invece in amore risultati favoriti sia da Marte come passione che da Venere come amore. Bilancia, per voi oggi è una giornata in cui la Luna slitta di segno zodiacale, quindi l'umore torna stabile ed equilibrato. La Luna però è lo stesso pianeta che vi dice che dovete osare un po' di più, anche investire un po' di più sia nel pratico che nei sentimenti. Scorpione, protagonisti di questa giornata, proprio perché la Luna nei vostri gradi comunicherà con molti pianeti, dandovi un po' una caleidoscopia di sentimenti ed emozioni veramente forti, anche contraddittori a volte. E beh, è un cielo più sgombro il vostro, rimane solo Marte un pochino dispettoso, ma sicuramente niente ha il potere di farvi rimanere veramente male, niente che non amate ovviamente. Sagittario, il vostro cielo zodiacale oggi si fa un pochino più intrigante, vede nemici a volte dove non ci sono e beh, le opposizioni planetarie di Mercurio, Sole e Urano contribuiscono non poco a darvi questa sensazione, ma sicuramente se attendete un po' e guardate meglio tutto tornerà un po' più calmo. Capricorno, i trigoni di Marte e l'opposizione di Venere vi stuzzicano moltissimo ed è arrivato il momento di darvi un pochettino più all'amore e alle passioni, tanto nel lavoro sta andando tutto abbastanza bene per quanto le imprese siano grandi. Nel vostro caso però oggi non dovete scordarvi di un appuntamento molto importante. Acquario, una giornata oggi molto piacevole proprio perché i trigoni di Urano e di Sole sono tutti sul vostro Plutone. La Luna oggi comincia a essere veramente molto fastidiosa e l'umore, l'unica cosa che non va, probabilmente qualche piccola malinconia o nostalgia si impadronisce di voi, a volte un po' con rabbia. Pesci, per voi oggi è una giornata molto complessa, proprio perché i giochi planetari di una luna in trigono vi danno modo di sentire un po' più del solito, considerando che siete il segno senza pelle che avverte più di ogni altro le situazioni e i sentimenti, oggi è tutto un po' più amplificato. Beh, tenetevi forte. 28 maggio 2017. L'emozione allo stato puro. Quel giorno lo Stadio Olimpico si sciolse in lacrime per l'addio al calcio di Francesco Totti. Dopo 25 anni con la maglia della Roma, il capitano salutò i suoi tifosi in un post partita diventando leggenda, seguito in TV più della partita stessa. Un addio che ha segnato la fine di un'era per il calcio mondiale. In inglese si dice to bark up with the wrong tree, abbaiare all'albero sbagliato. L'immagine è quella di un cane da caccia che insegue una preda, ma si ferma ad abbaiare sotto un albero vuoto, convinto che sia lì. Significa essere fuori strada o accusare la persona sbagliata. In italiano diremmo piuttosto prendere un granchio o prendere un abbaio. Joe Cocker, il cane pazzo della musica rock soul. Una voce roca sporca, inconfondibile, che ha saputo reinterpretare i classici come Come Together dei Beatles in modo magistrale. Nonostante una vita segnata dagli eccessi di alcol e di droghe che hanno minato la sua salute, Cocker è rimasto un gigante del palco fino alla fine. È morto infatti nel 2014 nel suo ranch in Colorado, lasciando un vuoto immenso, ma una musica che non morirà mai. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.
E allora, seguendo questo grande consiglio, iniziamo noi il cambiamento di oggi con un sorriso o un piccolo gesto positivo. Io vi aspetto domani, sempre qui puntuali, per un nuovo appuntamento con le storie dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.